15 misure cautelari nell'Agrigentino, nei guai imprenditori e funzionari pubblici accusati di corruzione dalla Procura di Agrigento. La Guardia di Finanza ha così notificato tra il capoluogo Favara e Licata 15 misure cautelari ad altrettanti imprenditori e funzionari. La misura cautelare eseguita dai finanzieri di Agrigento è stata firmata dal GIP Francesco Provenzano su richiesta del sostituto procuratore Andrea Maggioni. L'operazione è stata denominata Giano Bifronte. Tutto ruota attorno all'IRFS, Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia SpA, società finanziaria per il medio credito con sede a Palermo, con un solo azionista, la regione siciliana. L'accesso al credito senza requisiti dovuti e pagamenti di mazzetta hanno dato origine a questa operazione. Sono stati arrestati Paolo Minafò di Palermo e il favarese Antonio Vetro, vecchia conoscenza della Guardia di Finanza, entrambi finiti nel carcere Petrusa. Agli arresti domiciliari invece sono finiti Angelo Incorvaia, Valerio Peritore di Licata, Patrizia Michela Cristofalo, Nicola Galizia ed Ettore Calamaio. Obbligo di dimora per il favarese Antonio Milioti, Sebastiano Caizza di Campobello di Licata, Angelo Sanfilippo di Canicattì, Calogero Curtopelle di Canicattì e Gerlando Raimondo Lorenzano di Aragona. È un sistema corruttivo abbastanza articolato che si nasconde dietro delle consulenze. Sostanzialmente per accedere legittimamente ai prestiti erogati dall'IRFIS occorre rivolgersi ad una modulistica o un link, invece ci sono delle società di consulenze che dietro il pagamento di una parcella per la consulenza in realtà commettono dei falsi, fanno superare l'ordine cronologico, fanno erogare prestiti a chi non ne ha diritto e questo è un sistema che penalizza invece le imprese che non ricorrono alla corruzione e tolgono risorse alle imprese sane. Come abbiamo detto, questo è il terzo troncone di indagine di un contenitore ampio che è nato alcuni anni fa. Questo contenitore ampio ha dapprima portato alla luce l'aspetto fenomenico di vicende legate all'Agenzia delle Entrate. Poi lo sviluppo ha portato anche all'evidenza un ulteriore fenomeno criminale che era un'associazione a delinquere finalizzata a reati fiscali di cui l'articolo 8 e l'articolo 2 del DLGS 74, cioè false fatture per operazioni inesistenti e utilizzo delle stesse fatture a livello nazionale. Questo è il terzo e almeno fino adesso ultimo troncone, che riguarda 20 vicende corruttive di cui 12 di competenza di Agrigento e pertanto la richiesta di misura è su queste 12, 7 di competenza di Palermo e una di Caltanissetta. Per queste 8 ovviamente è stata fatta la trasmissione degli atti alle rispettive procure. Giano Bifronte perché vi sono degli incaricati di pubblico servizio che si sono mossi in direzione esattamente contraria rispetto a sia i valori sia le funzioni che avrebbero dovuto garantire per quanto riguarda l'incentivazione di progetti di piccole e medie imprese. Cioè siamo riusciti, io ritengo, a focalizzare la funzione di un funzionario dell'IRFIS, di un consulente che si muoveva praticamente all'unisono e in perfetta sintonia nel presentare pratiche che mai avrebbero dovuto ottenere tali benefici, e abbiamo una serie di altri soggetti che gravitavano intorno a loro, visto e considerato che attraverso queste false consulenze si era creato in un arco temporale abbastanza ampio la prospettiva in qualsiasi modo, in qualsiasi condizione di poter ottenere il finanziamento agevolato.